Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati ad una nuova puntata di Valdo TV 361, questo programma che come sapete noi portiamo con tantissime novità a 360 gradi più uno nel nostro meraviglioso territorio. Oggi conosceremo Gigliola De Paris e la sua storia, ma prima andiamo con la sigla. Eccoci qui in studio 7 a Segusino, alla regia Sergio Capretta, e siamo qui insieme a Gigliola De Paris. Benvenuta Gigliola e grazie per essere qui con noi. Grazie a te Alessia per l'ospitalità. Allora, credo che questa sia una delle tue primissime volte davanti alle telecamere in uno studio vero. Mi hai detto, oh che agitazione quando sei arrivata, ma raccontaci perché sei arrivata qui per raccontarci insomma la tua storia. Allora sì, io ti ho contattata Alessia perché ho deciso di aprire un ambulatorio infermieristico nel comune di Santa Giustina, un ambulatorio privato, e quindi appunto ti ho contattata perché mi sarebbe piaciuto parlare di questa esperienza e di quello che faccio tutti i giorni nel mio spazio. Allora, sei arrivata anche in divisa proprio per mostrarci proprio il tuo personaggio pubblico che ha portato un po' questo nuovo anno, mi viene da dire, perché tu hai aperto da pochissimo, proprio all'inizio di gennaio, questo laboratorio questo ambulatorio che dove si trova? Allora, l'ambulatorio si trova a Santa Giustina appunto, sulla strada principale, appena vicino alla piazza proprio di Santa Giustina, quindi accessibilissimo da tutte le persone, anche chi eventualmente ha bisogno o di un deambulatore per camminare oppure della carrozzina, con comodi, ampi parcheggi, e quindi in una posizione direi strategica, in una zona anche poco servita direi da questo servizio di sanità, e che quindi appunto può essere d'aiuto a molte persone. Un ambulatorio infermieristico della Valbelluna, quindi scopriamo già un'area molto molto vasta, perché Valbelluna è destra, sinistra, Piave. Arriverai anche magari poi nelle zone del Basso Feltrino, visto che Valdo TV si avvicina anche a questo target di pubblico, ce lo dirai tu insomma. Ma spiegaci bene che cos'è un laboratorio infermieristico. Allora, un ambulatorio infermieristico si propone di poter erogare i servizi infermieristici, quindi andiamo dal prelievo del sangue classico alle medicazioni, ai bendaggi, oppure rilevazione anche dei parametri, oppure una semplice consulenza infermieristica che può essere magari necessaria o utile nel momento in cui una persona per esempio esce da un lungo ricovero in ospedale, non sa come gestire il proprio proseguo della sua malattia a casa, e quindi chiede dei consigli appunto ad una figura infermieristica che consiglia la persona oppure i suoi familiari su come gestire i problemi di salute della persona. Uno spazio quindi dedicato alla salute, al benessere, al prendersi cura di sé, di cui abbiamo anche tanto bisogno. Sottolineiamo che tu hai fatto questa specifica scelta proprio per andare incontro a delle esigenze che sono sempre più comuni. Sì, in effetti il mio ambulatorio ha un po' degli orari particolari. Allora, premetto che lavoro principalmente su appuntamento, però l'orario va dalle 6 alle 22, nel senso che per esempio una persona deve fare un prelievo del sangue, però poi ha la necessità di recarsi al lavoro senza dover chiedere un permesso, oppure i liberi professionisti che hanno bisogno di avere la loro giornata dedicata al lavoro, potendo accedere al servizio prima delle 7 di mattina, non hanno difficoltà appunto dal punto di vista lavorativo. Oppure la stessa cosa vale per altri servizi, per esempio c'è bisogno di una medicazione, rimozione punti,
o altro genere di assistenza, è eventualmente possibile prendere un appuntamento anche la sera alle 8, alle 9, quel che può andare incontro alle esigenze della persona stessa, in modo da venire incontro alle esigenze di chi ha effettivamente necessità. Quindi un ambulatorio aperto dalle 6 del mattino alle 22 di sera, quindi direi proprio in orari super ampi e super adattabili alla vita di ciascuno di noi. Mi raccontavi anche che nello stesso spazio, con ovviamente dei servizi diversi, comunque ci sono delle altre persone che forniscono dei servizi relativi alla salute. Ti va di parlarcene di più? Sì, in effetti l'idea dell'ambulatorio è partito da un'amicizia, nel senso che parlandone per caso con due amici, Michel Dalpan, che è nutrizionista, e Stefano Bernardi, che è fisioterapista, è emerso che loro avrebbero aperto i loro ambulatori privati in questa struttura e mi hanno detto che c'era una stanza in più, che se volevo potevo unirmi a loro. Poi ognuno è indipendente, quindi non si tratta di un poliambulatorio, però intanto appunto abbiamo questi 3 ambulatori che funzionano sostanzialmente nello stesso spazio, anche se indipendenti. Tu sei arrivata ad aprire il tuo ambulatorio dopo comunque un'esperienza che sottolineerei è tanta ed è all'interno dell'ospedale di Belluno. Come sei arrivata a questo cambio di vita? Dicono ambis est, am funest, quindi un anno bisestile, un anno di grandi cambiamenti. Per te è stato proprio così? Sì, effettivamente. Io cercavo una possibilità lavorativa che mi permettesse di essere un po' più autonoma e per potermi gestire meglio dal punto di vista familiare, poter seguire di più i miei figli, poter essere io che decido i miei orari lavorativi in modo da poterli seguire nelle loro attività extrascolastiche per non fargli mancare quello che invece mi sembrava di fargli mancare mentre lavoravo in ospedale. Ho lasciato l'ospedale a malincuore perché comunque mi ha dato tanto, mi ha dato una bellissima formazione, è stata veramente una parte importantissima della mia formazione professionale, però sono arrivata ad un punto in cui avevo bisogno di cambiare e ho pensato che era il momento giusto per provare a mettermi in libera professione e aprire un ambulatorio che fosse mio, gestito sulla base delle mie idee, che spero insomma che vengano incontro al fabbisogno della popolazione. Noi ti facciamo tanti auguri per questa tua nuova avventura che è appena iniziata, ma come sta andando? Ma mi sembra bene, vedo le persone che hanno gradito questa iniziativa e soprattutto la cosa che più mi rende felice è vedere i clienti che escono col sorriso sulle labbra per un servizio che effettivamente hanno trovato di loro gradimento e che è andato incontro alle loro effettive esigenze, quindi spero continui così. Questa è una bellissima cosa che ci racconti e ti auguriamo veramente che continui ad essere questa l'onda. Grazie mille. In ultima ti chiedo dove possiamo trovare maggiori informazioni sull'ambulatorio infermieristico della Val Belluna. Allora, abbiamo un sito internet www.ambulatorioinfermieristicovalbelluna.it in cui ci sono tutte quante le indicazioni per trovarci, i numeri di telefono di riferimento, eventuale indirizzo mail e quindi tramite quello potete vedere i servizi che vengono offerti, i principali servizi e poi appunto se c'è bisogno vi invito di farmi un colpo di telefono così eventualmente si discute su quali sono le esigenze richieste. Grazie Gigliola per questo riassunto, speriamo che siano in tanti a cliccare su quel sito e vedano tutti i tuoi servizi, quindi ancora tanti auguri da parte di tutto il team di Valdo TV per la tua nuova attività e noi Grazie ci mille. rivediamo per la prossima puntata Valdo TV 361.